Penso sia importante comunque continuare a fare qualche gara in regione, perché alla fine sono cresciuta qua nella FIDAL Veneto e quindi mi sembra anche un minimo comunque continuare a fare qualche gara qua per la mia regione, ecco. Cercavo comunque un test di efficienza per vedere com'era la condizione di forma e sono veramente molto contenta, perché le gare che ho fatto fino adesso sono sempre partita troppo forte e comunque sono crollata spesso nel finale. Invece oggi, anche se comunque sono partita subito su buoni livelli, perché ovviamente gareggiando con i maschi i ritmi sono sempre comunque stati di molto alto livello, e sono contenta perché comunque non ho avuto un momento di crisi e anzi ho comunque continuato ad aumentare fino comunque a finire anche abbastanza fresca, perché per esempio al cross del Campaccio ho finito la gara che ero veramente KO, morta, invece oggi ero veramente molto tranquilla, quindi sono molto soddisfatta e spero che nel 2015 questa stagione sia un buon punto di partenza questo. Adesso farò gli italiani indoor ad Ancona e poi anche della categoria promesse, e poi farò anche quelli assoluti. Non finalizzo le indoor perché comunque, come si è visto, ho continuato a fare campestri, però provo a vedere anche in vista di un europeo indoor com'è la forma, sperando di riuscire ad ottenere buoni tempi ugualmente. Il grande obiettivo 2015 saranno gli europei Under 23, che però saranno del livello di un europeo assoluto, perché ci sarà la San, che è stata prima al mondo nel ranking quest'anno, nel 2014, e poi ci sarà anche un'altra atleta inglese che ha 4 netti nel 1500, quindi sarà veramente difficile, però io spero di raggiungere un podio, ce la metterò tutta e speriamo di fare un buon risultato. Noi del Cross Città della Vittoria ti auguriamo, ti facciamo un in bocca al lupo per tutto. Crepi, grazie. Sono soddisfatta perché, a parte il tempo e a parte la posizione, sinceramente è stato un bellissimo percorso molto scorrevole, molto veloce, che di solito soffro le campestri, ma oggi è andato veramente bene. Poi ero in casa perché abito qui e avevo tanti miei bimbi che alleno, che mi facevano il tifo, è stato molto bello. È la prima gara del 2015, che anno sarà questo per te? Ma chissà, non so, spero buono, sicuramente farò anche dei 5000, di solito non li facevo in pista, quest'anno allungherò un poco, ma continuerò a fare anche 800, 1500, un po' di tutto, e speriamo di migliorare sempre i tempi, soprattutto nel 1500 che l'anno scorso è mancato. Nasef, sei venuto a Vittorio per il trentennale del cross e hai vinto. Sei un atleta poliedico o perché ti è piaciuto questo cross? Sì, per me ho corso per la squadra, era il più importante. Poi mi piaceva questo cross, l'avevo fatto 2 anni fa, ho vinto lo stesso. Io sono contento di essere qui. Quindi era importante la tua presenza per la classifica di società del campionato regionale? Sì, per quello sono qua, sono tesserato l'ultimo momento con Ponzano, sono contento di esserci anche quest'anno in Veneto. Grazie.